Continua la caccia all'albanese protagonista della sparatoria a Bibbione. I carabinieri diffondono la foto e lanciano l'appello. Se lo vedete contattateci, l'uomo potrebbe essere ancora armato. Paese sconvolto per la morte di Alfredo ed Elisa Bergamasco, padre e figlia che hanno perso la vita in sella allo scooter mentre si recavano a lavoro nella pizzeria di famiglia. L'aumento preoccupante delle morti sul lavoro in Veneto, non chiamiamole più morti bianche ma con il loro nome, l'ha detto oggi il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. L'Ordine dei Medici di Venezia ha radiato l'anestesista Barbara Balanzoni per il suo comportamento Novax, ma lei va avanti determinata e su Twitter scrive "me ne fotto". Stroncato dalla Guardia di Finanza Trentina una rete transnazionale di contrabbandieri, 28 arresti in tutta Italia, coinvolte nell'operazione anche le province di Venezia e Treviso con 3 persone in manette. Un gruppo di cittadini bassanesi questa mattina è stato ricevuto in Consiglio regionale dove hanno consegnato una raccolta firme in cui denunciano i disservizi costanti nell'US7 Pedemontana. In occasione del 30° anniversario del SUME 118 si svolgerà giovedì a Jesolo una maxi esercitazione di salvataggio in cui sarà protagonista l'Eli Soccorso. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque in primo piano la cronaca, chiunque lo veda anche in posti lontani dal veneziano e dal Veneto chiami i carabinieri. Proprio loro con la procura hanno diffuso la foto dell'uomo in fuga dopo aver sparato a 3 colleghi di lavoro lunedì mattina a Bibbione. È in fuga e potrebbe anche essere armato. Chiunque dovesse vedere Arthur Haxiu, 53 anni, di origini albanesi, residente a Bevazzana di San Michele al Tagliamento, Venezia, sospettato del tentato omicidio di 3 colleghi di lavoro, contatti con la massima urgenza il numero di emergenza 112. È l'appello lanciato dai carabinieri di Portogruaro e dalla procura di Pordenone per cercare di rintracciare il fuggitivo che lunedì mattina avrebbe sparato a 3 colleghi per motivi al momento sconosciuti, dandosi poi alla fuga. Non si esclude che l'uomo possa ancora essere armato. La pistola che avrebbe utilizzato per ferire gravemente i colleghi non è stata ritrovata, al contrario del furgone usato per la fuga, rinvenuto nella prima periferia di Bibbione. Lunedì mattina verso le 7, prima in via Pirano, nei pressi della sede della Europa Tourist Group, una multiservice che si occupa di turismo e giardinaggio, e poco dopo, in pieno centro a Bibbione, a meno di 1 chilometro di distanza, in un condominio di via Vega, ci sono state 2 sparatorie. 3 le persone ferite, una è in pericolo di vita, le altre 2 per fortuna no. Indaga la procura di Pordenone. Il movente del triplice tentato omicidio rimane sconosciuto. Solo il fuggitivo Arthur Haxiu dovrebbe saperlo. L'aumento preoccupante delle morti sul lavoro in Veneto, non chiamiamole più morti bianche, ha detto oggi Monsignor Francesco Moraglia, ma con il loro nome. Sentiamo il patriarca. E questa crisi che stiamo vivendo, anzi questa serie di crisi che si sta ripetendo, perché dal 2008 siamo in una crisi continua, penso che se non teniamo la guardia alzata creerà sempre delle sacche di fragilità per cui il lavoro potrebbe diventare anche per alcuni una scommessa nel senso deteriore del termine, garantirsi un lavoro e non tenere conto dei lavoratori, delle lavoratrici, dei lavoratori. La sicurezza non è un costo, ma è un investimento che poi fa crescere anche la stima tra i lavoratori e gli imprenditori, che possono essere pubblici o privati ovviamente, però credo che questa sia la grande sfida che se messa a posto crea quel clima differente nella nostra società. Nel 2021 in Veneto, ha ricordato Monsignor Moraglia, ci sono stati 105 morti sul lavoro, il 22% in più dell'anno precedente quando furono 86. Nel primo quadrimestre di quest'anno le vittime sono state 27, il commento della CISL.
L'inaugurazione della nuova sede della CISL del Veneto a Mestre in via Torino, con il nazionale Luigi Sbarra, il sindaco Brugnaro, l'assessore regionale Donazzang e il patriarca, è stata anche l'occasione per una riflessione sulle morti sul lavoro e sulla perdita di potere d'acquisto dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Sulla sicurezza sul lavoro ha ragione il patriarca, non si può pensare che siano fatalità o eventi eccezionali o incidenti. No, qui ci sono delle responsabilità ben precise e proprio su questo noi abbiamo incalzato la Regione e il 2 maggio scorso abbiamo sottoscritto questo piano strategico triennale che vuole proprio mettere in campo delle azioni vere di prevenzione. Stipendi e pensioni, l'inflazione li sta riducendo. Cosa serve? Va fatta un'operazione contrattuale di aumento delle retribuzioni, va fatto un intervento da parte dello Stato, soprattutto di sostegno in questo momento di costi così elevati per le famiglie, va fatto secondo noi un grande patto sociale che permetta di fare una nuova politica dei redditi, che dia una risposta ai lavoratori, ai pensionati, ma permetta anche al Paese di ripartire. Questo si fa solo mettendosi insieme, politica, parti datoriali e sindacato. Continuiamo con la cronaca che oggi è in lutto per l'improvvisa scomparsa di 2 ristoratori del centro, Alfredo ed Elisa Bergamasco, padre e figlia, morti lunedì pomeriggio in un incidente stradale. Chioggia è una città incredula e addolorata. Tanti messaggi di cordoglio ai familiari di Alfredo ed Elisa Bergamasco, padre e figlia, 60 e 33 anni, gestori della pizzeria Al Mago in Fondamenta Lombardo. Vengono ricordati come 2 persone cortesi, 2 commercianti attenti e premurosi. Nel tempo avevano trasformato la loro gelateria in una pizzeria bar. Non era mai cambiata invece la loro gentilezza verso i clienti. Alfredo ed Elisa hanno perso la vita insieme lunedì verso le 18:30 in sella a uno scooter finito contro un palo della segnaletica sulla provinciale 7 Rebosola a Correzzola in direzione Chioggia, diretti verso il loro lavoro. Il conducente avrebbe perso il controllo dello scooter. Il colpo violento ha fatto disarcionare dal mezzo padre e figlia che sono stati sbalzati violentemente contro dei cartelloni. Per Elisa Bergamasco non c'è stato nulla da fare. Il padre Alfredo invece è spirato in serata dopo essere stato elitrasportato in ospedale a Padova. I carabinieri stanno cercando di capire cosa abbia provocato la fuoriuscita di strada dello scooter. Padre e figlia tra poche settimane avrebbero aperto un altro locale a Civè di Correzzola. Elisa da qualche tempo viveva a Cona con il marito e una figlia piccola, mentre Alfredo viveva a Chioggia. In pochi giorni si tratta del 3° incidente mortale lungo le strade del Padovano che coinvolge dei motociclisti. L'Ordine dei Medici di Venezia ha radiato l'anestesista Barbara Balanzoni per il suo comportamento Novax, ma lei va avanti determinata. Ovviamente me ne fotto di Venezia, come prima del resto. Così Barbara Balanzoni, la dottoressa divenuta famosa per le sue posizioni Novax, ha commentato sul suo profilo Twitter la comunicazione arrivata ieri dall'Ordine dei Medici di Venezia in cui si comunica la sua radiazione. Cosa che non ha scosso particolarmente il medico che ha prestato servizio in rianimazione a Venezia e attualmente lavorava come anestesista libera professionista tra Veneto e Piemonte. Dopo una lunga istruttoria, la commissione ha dunque deciso di allontanarla definitivamente dalla professione, ma il presidente dell'Ordine veneziano, che non vuole entrare nel vivo della questione, spiega. Al momento lei ha 1 mese di tempo, è specificato, per accettare la radiazione, va bene, o fare ricorso in commissione centrale. Facendo ricorso in commissione centrale, il ricorso sospende la sanzione fino all'esame del 2° grado. Quindi tu puoi accettare la sanzione e 1 mese di tempo per farlo, oppure puoi fare ricorso e ci comunichi il ricorso. Guarda, tu mi hai dato una sanzione, io ti ho fatto ricorso in commissione centrale. Perfetto, a questo punto il ricorso blocca l'effetto della sanzione, va bene? Fino a il giudizio della commissione centrale. Di fatto, fino a che Balanzoni non risponderà, la radiazione non è effettiva, ma lei al momento tira dritto e dopo un primo commento ha pubblicato il documento con i nomi dei medici in commissione additandoli "ecco gli eroi".
un comportamento ritenuto molto grave dalla Commissione per svariati motivi, spiega Leoni. Dall'aver tentato di convincere i cittadini a portare teorie che ad oggi non sono accreditate in alcun modo, screditando anche il lavoro dei colleghi, conclude Leoni. Non dispiacetevi, scrive, c'erano due possibilità, diventare assassina o battermi per non esserlo. Ho scelto la seconda, punto. Incendio questa mattina verso le 10:30 nel cortile di un'auto-officina di via Rossini a Spinea, nell'area della frazione Crea. Nessuno è rimasto ferito, sono state numerose le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco da parte dei cittadini allarmati, i pompieri giunti da Mestre con 2 autopompe, un'autobotte, il carro schiuma e il carro NBCR, nucleare, biologico, chimico, radiologico, sono riusciti a spegnere le fiamme evitando il coinvolgimento della struttura meccanica. A fuoco un'automobile, un furgone ed alcuni pneumatici che si trovavano all'esterno della struttura. Sono in corso le verifiche per determinare le cause dell'incendio. Ed ancora cronaca, stroncata dalla Guardia di Finanza trentina una rete transnazionale di contrabbandieri 28, gli arresti in tutta Italia, coinvolta nell'operazione anche la provincia di Treviso e di Venezia con 3 persone arrestate. All'alba gli uomini delle Fiamme Gialle sono andati a bussare alla porta di 28 persone. In manette sono finiti anche 3 veneti. Si tratta di un trevigiano di Pieve del Grappa di 65 anni e 2 veneziani di San Stino di Livenza di 27 e 43 anni. L'accusa, a vario titolo, è associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi e sottrazioni all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e bevande alcoliche. Il tutto con l'aggravante del reato transnazionale. Fra gli arrestati 5 persone sono state anche segnalate alle competenti procure quali indebiti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno accertato danni all'erario per oltre 27 milioni di euro, sequestrati 2.770 kg di sigarette e 36.000 litri di gasolio, oltre a 27.900 litri di alcolici. L'inchiesta condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trento sotto la direzione della Procura Distrettuale di Trento è scattata nel 2018, quando sono stati controllati alcuni autoarticolati in transito presso il valico del Brennero. È emersa una rete di contrabbandieri con importanti ramificazioni in Slovenia, Germania, Belgio, Inghilterra, Olanda, Polonia, Francia, Bulgaria e Grecia, paesi da e verso i quali veniva commercializzata la merce. I finanzieri hanno trovato a bordo degli autoarticolati, pullman, furgoni e anche singole vetture spesso dotate di vani nascosti o accompagnati da carichi di merce di copertura prodotti di contrabbando. L'operazione, denominata Melita, si è conclusa con 28 arresti, 20 in territorio nazionale ed altri 8 all'estero. Questi ultimi destinatari di apposito mandato di arresto europeo e mandato di cattura internazionale. Nelle ultime ore sono state eseguite anche perquisizioni e controlli con altri 115 soggetti indagati in totale. Un gruppo di cittadini bassanesi questa mattina è stato ricevuto in Consiglio regionale, dove hanno consegnato una raccolta firme in cui denunciano i disservizi costanti nell'ULSS 7 Pedemontana. Sono quasi 3.000 le firme che questa mattina un gruppo di cittadini bassanesi ha consegnato al vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco per denunciare, come fanno ormai da troppo tempo, il malfunzionamento dell'ULSS 7 Pedemontana, con tutti i disagi che comporta, in primis le lunghissime liste d'attesa. È la prima volta in questa legislatura che il Consiglio regionale accoglie dei cittadini e le proteste, quindi sottoscritte, quindi le firme che i cittadini hanno portato nel territorio direttamente in Consiglio regionale. Ecco, questo credo sia un evento positivo. I cittadini hanno spiegato a Finco e agli altri capigruppo le motivazioni che li hanno portati alla raccolta firme, chiedendo risposte alla politica, perché con la salute non si scherza. Sono cittadini che ci portano problemi oggettivi, cioè anch'io quotidianamente incontro persone con le più svariate problematiche che gran parte sono proprio a livello organizzativo. Soluzioni insomma se ne possono trovare diverse e ovviamente quello che faremo noi come Consiglio regionale è dare un indirizzo chiaro sia alla Giunta ma anche al direttore generale, che prenda in mano la situazione e riporti il San Bassiano adesso a un ospedale di altissima qualità, visto che insomma da sempre la sanità bassanese è riconosciuta come un'eccellenza.
Proprio ieri c'è stato un incontro tra il direttore generale dell'UL7 Carlo Bramezza e l'assessore regionale alla sanità Lanzarin, ma senza esito. È stato un incontro che è stato un po' deludente, non abbiamo avuto le risposte che chiedevamo. Sono stati presentati dei numeri, non c'è l'impressione della consapevolezza della difficoltà, non c'è la volontà di ascoltare i cittadini da parte dell'assessore regionale. Ecco, ascolto che invece abbiamo trovato oggi qui in Consiglio regionale, perché questa non è una battaglia partitica, non è una battaglia politica, è una battaglia fatta per i cittadini, con i cittadini, per la salute della nostra zona e di tutti i cittadini. Non è volersi intestare una battaglia politica, ma è voler lavorare per il bene di tutti. Significativa cerimonia per i medici dell'Ordine Provinciale di Venezia. I nuovi camici bianchi hanno prestato il loro giuramento recitando la formula di Ippocrate e festeggiati i colleghi con 50 anni di carriera. In un luogo simbolo della città, al Teatro Goldoni di Venezia, si è celebrata la Giornata del Medico 2022, che è così ritornata in presenza dopo oltre 2 anni, per i blocchi imposti dalla pandemia. Ad essere omaggiati sono stati i medici delle classi di laurea 1970 e 71, che hanno raggiunto i 50 anni di carriera nel 2020-2021, durante i quali non era però stato possibile indire i festeggiamenti. Contestualmente c'è stata la consegna degli attestati ai nuovi camici bianchi, i medici che hanno prestato il solenne giuramento di Ippocrate. Noi celebriamo la giornata del medico odontoiatra, è un ritorno dopo uno stop di 2 anni di pandemia per celebrare i 50esimi di laurea di quello che hanno servito la salute pubblica ai cittadini neolaureati, quelli che entreranno adesso nella nuova attività e presteranno il giuramento professionale. La giornata del medico è organizzata dall'Ordine Provinciale dei Medici di Venezia, presieduto da Giovanni Leoni, con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia e la Fondazione Ars Medica. Finalmente possiamo celebrare in una maniera adeguata, con l'augurio che ci sia un'evoluzione positiva, in particolare per quanto riguarda la posizione della donna nella professione, perché ormai sotto i 65 anni il 52% dei nostri medici sono delle donne. Un momento che è stato per tutti soprattutto un ringraziamento della città e dei cittadini per l'opera portata avanti dai medici e da tutto il personale sanitario in questi 2 anni di pandemia. La giornata è proseguita con un omaggio al fondatore di Emergency, Gino Strada, con la consegna di una targa a Rossella Miccio, presidente di Emergency. Ripartiti bene i lavori alle Bocche di Porto per il completamento del sistema MOSE, soddisfatte le imprese che però pongono la massima attenzione anche su altre opere di completamento previste nell'opera di ingegneria idraulica. I lavori alle Bocche di Porto per il completamento del MOSE sono ripresi bene e questo per le imprese coinvolte è certamente motivo di soddisfazione. Queste settimane si registra di fatto la ripartenza di gran parte dei cantieri alle Bocche di Porto, che sono di fatto quelli che hanno la priorità rispetto al cronoprogramma. Credo che con ogni probabilità nel giro di poco tempo tutte le opere alle Bocche saranno riprese, saranno avviate. Non va però abbassata la guardia sugli altri interventi previsti dal progetto. Non vanno lasciate indietro le cosiddette opere interne, cioè quelle che non sono alle Bocche di Porto. Mi riferisco alle opere lagunari, di tipo ambientale, mi riferisco all'arsenale, tutti interventi previsti dalla concessione e che completano il sistema MOSE. Le imprese coinvolte toccano poi un altro tasto fondamentale. Chiedono garanzie nelle tempistiche dei pagamenti, argomento che in passato ha causato non pochi grattacapi. I soldi per i lavori ci sono, il governo ha fatto il suo, ma va assolutamente governata la parte finanziaria. Significa che devono esserci tutte le garanzie affinché i flussi finanziari sui cantieri siano costanti e regolari. Questo perché se non dovesse essere così rischiamo
situazioni di impasse già viste purtroppo nel passato recente. Giovedì sul litorale di Jesolo si svolgerà una maxi esercitazione di soccorso in emergenza-urgenza con doppio salvataggio in mare, poi ci sarà una serata dedicata a screening gratuiti, lezioni pratiche di intervento in caso di emergenza sia per adulti che per bambini. L'iniziativa si svolge nel 30° anniversario di istituzione del 118 numero unico per le emergenze sanitarie. L'elicottero del SUEM sarà protagonista dell'esercitazione che si svolgerà tra le 20:30 e le 21:30 sulla spiaggia di Nemo all'altezza dell'ospedale di Jesolo. Qui i soccorritori saranno impegnati in un doppio soccorso che simula una situazione reale. Il primo a seguito di un tuffo da un pontile con un ragazzo che dopo aver picchiato la testa sul fondale si è lesionato la spina dorsale e rischia la paralisi. Il secondo salvataggio riguarderà l'amico che nel tentativo di aiutarlo sta annegando. Dunque questa era la nostra ultima notizia per quanto riguarda il telegiornale di Venezia. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. Dopo il veloce passaggio temporalesco, il tempo torna ad essere in prevalenza stabile, con l'anticiclone ancora più forte. Vediamo il dettaglio di mercoledì 29 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti, con varie piogge durante le ore pomeridiane. Fenomeni che potrebbero poi estendersi anche alle zone pedemontane e a quelle pianeggianti adiacenti. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 20 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo poco nuvoloso. Sui rilievi in giornata sarà possibile qualche rovescio o temporale sparso. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato inizialmente, nelle ore pomeridiane più instabile con locali acquazzoni sparsi. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime infine sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.